Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con il dottor Piero Cella, che è l'enologo della cantina Contini di Cabras. Stavamo parlando degli aspetti tecnici di questo vino così importante. Adesso andiamo ad esaminare quali sono i lavori, gli accudimenti necessari perché questo vitigno possa svilupparsi e poi arrivare chiaramente a dare il prodotto che ha. Quindi da dove partiamo? Dall'inizio, dalla potatura, subito dopo la vendemmia? Cosa bisogna Sicuramente il vigneto qualcuno se l'è dimenticato, ma è un progetto. È un progetto che parte dalla studio del terreno, da un'analisi dei componenti del terreno, la struttura, dopodiché si passa alla ricerca di un portainnesto, perché mediamente i vigneti di Vernaccia vengono coltivati con portainnesto americano, come il 99% dei Quindi vigneti. chiedo scusa qui per essere chiari, per far capire, per portainnesto si intende un ibrido, no. È tutta la parte che poi radicherà e che supporterà la parte europea che poi fruttificherà. Ed è importante anche perché i terreni del Sinis, non solo, ma il triangolo dove trova il suo habitat ideale, il Vernaccia, sono generalmente di origine alluvionale, quindi i Bernagi piuttosto che l'antico Gregori, che sono il Gregori, pardon, ecco riferimento poi al nostro vino antico Gregori, il vino più importante dell'azienda Contini. Sono di carattere di origine alluvionale, quindi è importante usare tutte le parti, tutte le caratteristiche ideali per avere una vite che produca qualità. Qualità che sfocia poi in una conduzione perfetta, dall'allevamento della vite fino alla maturità della pianta, che generalmente dona i frutti migliori. Quindi inizialmente le viti più giovani, se dosate bene, possono portare i prodotti di qualità, ma ci vuole una grande capacità in vigna e il viticoltore ha in tutto questo una responsabilità non indifferente. Dopodiché la cura della vite, quindi la potatura e l'allevamento portano a condurre il prodotto finito, il prodotto uva finita, che è determinante per sapere se l'obiettivo sarà un prodotto fresco come il Carmis oppure dei prodotti da invecchiare. Quindi dovranno avere un'ottima concentrazione già dalle uve, una ideale acidità e fondamentalmente una concentrazione zuccherina che superi i 20, 21, 22 babo, che significa avere un 24% di zucchero all'interno del mosto. Questo... Io un attimino vorrei intromettermi, non per interrompere la sua esposizione, che è estremamente chiara, però quello che mi preme sapere a questo punto, ecco, siccome il vitigno, la pianta, purtroppo incorre anche in flagelli tipo oidio, peronospora, come è accaduto quest'anno in moltissime zone della Sardegna, e anche l'Oristanese, il Sinisi, non ne sono rimasti immuni. Ecco, capire cosa bisogna fare per evitare che la pianta venga colpita da queste pesti o micosi, non so come definirle, ecco, sono dei funghi, appunto, che tra l'altro arrivano anche da molto lontano, sono stati introdotti forse moltissimi anni fa con dei carghi che portavano altri generi, almeno se non sbaglio mi pare che sia accaduto così. Ecco, cosa bisogna fare per prevenire l'insorgenza di queste malattie? Ma oggi... E soprattutto quando bisogna intervenire? Le IE sono le qualità del viticoltore che fanno la differenza, è l'attenzione. Annate come queste che hanno portato tanta umidità e soprattutto con una frequenza veramente difficile da contenere. O si usa la chimica, e quindi oggi la chimica
abbastanza insistente, ha portato delle molecole che sono resistenti a questi funghi, oppure come nella generalità dei casi, soprattutto i viticoltori che generalmente producono il vernaccia, che quest'anno hanno patito abbastanza, hanno dovuto lavorare tanto per portare a casa delle uve di qualità, hanno dovuto aumentare la frequenza dei trattamenti, quindi il trattamento di base i trattamenti di base sono a base zolfo, sono a base di rame, che spesso non riescono, siccome sono di contatto cosiddetti, sono delle polveri che vanno a depositarsi, vengono distribuite sulle foglie, spesso la pioggia come arriva dilava e quindi l'effetto può venire meno in tempi brevissimi. Questo è un limite, ecco perché soprattutto le aziende agricole, quindi vigneti, diciamo, non eobbisti ma medio-piccoli, che portano anche ad un'attenzione quasi poetica verso e romantica della vite, hanno avuto la peggio. Però nonostante questo una certa quantità si è perso mediamente intorno al 10 al 20% della produzione. Quello che è rimasto ci sta permettendo di ben sperare per il futuro delle nostre botticelle e delle nostre vernacce. Io a questo punto, visto che questa puntata di 37 gradi e mezzo sta volgendo al termine, chiederei al dottor Cella il prodotto quanto deve rimanere nella botte prima che possa essere immesso nel mercato. Ecco, di gradi di zuccherina ne abbiamo parlato, gradi alcolici anche. Adesso andiamo ad esaminare, ecco, su che tipo di botti viene conservato e quanto tempo deve rimanere in botte prima che possa essere immesso nel mercato il prodotto. E soprattutto la vendemmia 2010, dottor Cella, com'è stata? La qualità, come si prospetta? Ma possiamo ben sperare. Abbiamo avuto dei bianchi, ma anche rossi con bei colori e vernaccia che ci ha gratificato. Al momento le fermentazioni sono finite e le gradazioni che ci aspettavamo sono arrivate, quindi abbiamo i vini pronti già da maturare intorno ai 15 gradi alcol. E pensate che la Vernaccia Oristano è talmente ricca di storie che è stata la prima in assoluto, è stato il primo vino in assoluto a diventare DOC, è la prima denominazione di origine controllata dalla Sardegna, che è avvenuto intorno agli anni 70. Questo è un traguardo molto importante e che ha sancito delle regole ben precise che hanno portato a definire tempistiche per la messa in commercio dei prodotti. Oggi il Vernaccia Oristano, così come regolamentata dai disciplinari, ha bisogno di 3 anni almeno per essere messa in commercio. Come avete potuto ascoltare, cari amici telespettatori, l'esposizione ha fatto letteralmente vivere questo prodotto. Anche, sono convinto, siamo riusciti, è riuscito soprattutto Piero Cella, che è l'enologo della Cantina Contini, a trasmettervi tutta la passione, tutto l'amore, tutto quello che c'è intorno alla creazione di questo prodotto, perché quasi di creazione si parla, dall'inizio della lavorazione della vitigno, della vite, dal portainnesto, fino al prodotto finito che, perché possa essere immesso sul mercato, ha bisogno di almeno 3 anni di maturazione nelle botti. E con questo ci fermiamo qui. Prosegue il nostro viaggio per l'ultimo segmento che è, se continuate a seguirci, vi porteremo a scoprire la Sancta Sanctorum della cantina di Attilio Contini, attualmente in mano a Paolo Contini. Alla prossima puntata di 37 gradi e mezzo.